ti va, stiamo insieme, ma così senza amore, come vuoi, evitiamo tutto ciò che è banale. Io di più non so dare, ci sto bene un casino con te. Ma perché io sto male, se non dormi al mio fianco, mi tortura il pensiero di qualcuno, di un altro. Se ti vengo a cercare, io lo so, è finita con te. Gelosia mi acceca, mi uccide, assurda malattia. Il cuore combatte per cacciarla via. Nel petto si accende la smania di amarti, di averti per sempre. Gelosia, la farsa è finita, io ti voglio mia. Lasciarti ad un altro è solo una follia. Soltanto al pensiero mi sento morire, morire di gelosia. Una canzone che ho portato a Sanremo insieme a una grande amica, una donna che adesso porta il nome di una tassa, Iva. La nostra Iva, che io amo tanto, abbiamo fatto Sanremo insieme con questa bella canzone di cui la musica è stata composta dal grande Gianni Morandi, anno 69, sembra ieri, e invece no? E la dedico questa sera a un caro ragazzo, si chiama Samuele, questa sera che è tra di noi ad ascoltarci. La canzone Zingara, una mia vittoria a Sanremo, ne ho vinte 2, Se piangi se vivi e Zingara. Gli altri ho persi tutti, ma chi va a Sanremo ha già vinto. Prendi questa mano, Zingara, oggi pure che destino io avrò. Parla del mio amore, io non ho paura. Solo questo conta molto per me. Non c'è scritto che io poi la perderò. Come deve sole poi si scioglierà. Gelosia mi dà malattia, il cuore combatte per cacciarla via. Nel petto si accende la smania di amarti, di averti per sempre. Gelosia, la farsa è finita, io ti voglio mia. Lasciarti ad un altro è solo una follia. Soltanto al pensiero mi sento morire, morire di gelosia. E tu avrai l'amore che darai. Io sono stato e sempre sei stato, ed io so già quello che troverai. Cacciarla via, nel petto si accende la smania di amarti, di averti per sempre. Gelosia, la farsa finita. Musicalmente questa sera mi trovo a Montegrotto Terme e da qui con me Roberto Sarti, in arte Bobby Solo. Ciao Bobby. Ciao carissimo e ciao a tutti coloro che ci guardano. Volevo farti solo una domanda, tu hai fatto una serata che ci hai portato indietro con gli anni, quante belle quelle canzoni che tu fai, oltretutto poi ho visto la partecipazione della gente che cantava. Quali sono i tuoi prossimi concerti e progetti futuri?
Con questo pubblico meraviglioso di questa sera i progetti sono di continuare a scambiare emozioni con loro. Io cerco di dare il meglio di me e loro mi danno il loro amore e questa è vera comunicazione. Dopo 49 anni, tra un anno la Lacrima avrà 50 anni, sarà signora, e questo pubblico mi ha dimostrato un affetto incredibile, una grande attenzione nelle mie canzoni e mi ha permesso di fare rock and roll, qualsiasi cosa io volevo. Il mio progetto è di stare insieme alla gente fino a che lo vorrà il Signore. Io ti ringrazio Bobby e abbiamo detto un po' tutto. E hai il tuo prossimo concerto? Sì, andrò tra 2 giorni sperando che vinciamo con la Spagna, perché già ieri è stata una cosa meravigliosa, incredibile, e dopo canterò a Vasto, poi ho altre 10 serate in luglio e agosto ancora cantare a Bruxelles e a Liegi e probabilmente a dicembre c'è qualcosa di 4 giorni in Canada e in America. Roberto, io ti ringrazio. Grazie, un caro saluto a tutti i telespettatori. Gelosia, la farsa è finita, io ti voglio mia, lasciarti ad un altro è solo una follia, soltanto. Siamo insieme al segretario in quartiere Armistizio. Salve, lei signor? Enrico Beda. Come sta procedendo quest'anno l'allenamento della festa? Beh, direi benissimo. Se provate a fare un giro per la festa vedrete che tutti i tavoli sono pronti, i nostri volontari stanno servendo piatti dalle 7 di ieri sera e continuiamo alla grande. E le vostre specialità culinarie quali sono? Beh, abbiamo una cucina un po' diversa dalle altre feste democratiche. Noi invece delle cucine della griglia facciamo piatti romagnoli, quindi la piadina, il piatto freddo, la porchetta, prosciutto crudo, insomma una cucina particolare ma che i nostri volontari fanno ottimamente. Settimana scorsa abbiamo avuto il vice sindaco con noi e a Volta Baroccio e volevo dirle i vostri prossimi appuntamenti dove sono e quali sono? Allora, questa sera ovviamente continuiamo con 3 concerti. Sera abbiamo la partita dell'Italia qui contro l'Inghilterra per gli europei di calcio, anche domani sera 2 concerti, sempre domani sera qui il sindaco Zanonato con Piero Ruzzante, me insomma per il gran finale della nostra festa.
Musica Eventi questa sera si trova qui nel Padovano, nella parrocchia di San Paolo, in occasione della festa paolina, e come nostra prassi abituale chiediamo a uno dei referenti come quest'anno l'andamento della festa. Io posso ringraziare il signor Fiorenzo Andriani. Fiorenzo, innanzitutto grazie di essere partecipe a Musica Eventi. Come va quest'anno la sagra? Ma siamo soddisfatti perché intanto perché il tempo è stato clemente quest'anno e ci ha aiutato, e poi perché la partecipazione, nonostante periodi così di crisi, la partecipazione è stata abbastanza soddisfacente anche nei periodi, nelle giornate infrasettimanali. Abbiamo le classiche specialità venete che sono le tagliatelle, i bigoli, le grigliate miste, e poi durante la settimana facciamo la serata paella come stasera e la serata tagliata domani sera, poi ripetiamo giovedì la serata paella per riprendere da venerdì a domenica con le grigliate tradizionali, pollo, salsiccia, costicine, che sono un po' le grigliate venete. I piatti veneti. Io le volevo chiedere un'ultima cosa, il periodo della vostra sagra, in maniera tale che agli amici telespettatori che sono in ascolto, se non è per quest'anno, magari per la prossima annata, di invitarvi qui a San Paolo. Noi abbiamo cominciato il weekend precedente, proseguiamo da martedì a giovedì per riprendere poi venerdì, sabato, domenica prossimi con il weekend. E per quest'anno, prossima annata, vi aspettiamo qui alla festa paolina, località San Paolo nel Padovano. Un salutone a tutti da Giuliano e